fascicolo sanitario elettronico è un progetto che prevede un percorso condiviso fra Regione, aziende sanitarie e Arsenal per la realizzazione di quello che diventerà il principale strumento a supporto dei processi di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione. È uno strumento principalmente disegnato per gli operatori e successivamente troverà apertura anche verso i cittadini. Il progetto, che è molto complesso, prevede una durata di 3 anni, quindi nel 2015 dovremo vedere i primi principali grossi risultati. Il progetto rivoluzionerà il modo in cui le informazioni arrivano agli operatori. Non sarà più il cittadino a dover arrivare col suo fascicolo cartaceo e a presentare i dati clinici al medico, ma sarà il medico e l'operatore in generale che li troverà nel sistema.